Buongiorno signori, oggi ci troviamo a Casiacco, giusto? Cassiacco. Cassiacco. Stiamo andando alla Pala Monte Pala, che ce l'abbiamo alle nostre spalle perché questa è l'anticima, di Monte Pala. Intanto ci presentiamo, lui è Chiarandini. Paolo Chiarandini, Chiarande, Friul Bikers MTB Group. Ed è un onore per me oggi essere con loro perché li seguo spesso e mi piacciono molto i suoi video. Guarda, io mi ero accorto all'inizio che andando in bicicletta e facendo questo tipo di percorsi un po' cattivelli, non potevo permettermi di fermarmi a guardare il panorama perché dovevo concentrarmi sul sentiero. E ho detto, ma è impossibile, qua ci vuole una GoPro che poi mi consente, quando ritorno a casa, di vedermi con calma e apprezzare quello che non ho potuto vedere strada facendo, no? Sentir facendo. E così da lì è iniziata. Chiaramente i primi video erano molto rudimentali, poi mi sono affinato, ho cercato un po' di specializzare. Infatti lui fa bei video, soprattutto le mappe, il resto spiega molto bene, fa una bella presentazione, ottima la musica, tutto sincronizzato e ambientato molto bene. Infatti sono gelosissimo, mi rodo il fegato per quello che fa lui e non riesco a fare io. Oggi l'organizzatore dell'itinerario è il nostro Davidone, Davide Ermacora. Che è laggiù, che si intravede laggiù in fondo col casco bianco. I suoi giri sono diciamo sperimentati prima perché lui è anche un e-bike, quindi ha la possibilità di salire e scendere. Fa uphill, Davidone fa uphill, che invidio moltissimo perché io sono povero, non posso permettere la e-bike. Diciamo che va in perlustrazione per consentire al gruppo di fruire di sentieri nuovi e anche inediti e quindi insomma trovarci in situazione anche sicura, no? Tra virgolette, non trovarsi in condizioni di dover... E lui mi conosce sia giù che su. Va bene, adesso si comincia a pedalare. Sì, perché io non conosco il posto e sono geograficamente ignorante, mi perdo anche a casa mia quando vado al bagno. Qui a sinistra siamo sbucati qua sulla strada che porta verso Vito d'Asio ed è meno ripida, quell'altra era un massacro. Qua giriamo a destra. Monte Pala, Malga Polpazza. Ancora poco, 1 chilometro, massimo 2. Staremo bene perché ho finito l'acqua, sono straco. Siamo quasi. È bellissimo il perro qua. Guarda che zampe. Guarda qua. Cambiamo. Fatto male? Hai preso botte?
questo? Allora, l'ingresso è un po' croccante. Dove loro prendono il sentiero. Poi tranquillo, è solo l'ingresso. Andiamo su. No, ma dai. Pedali. Più pulito di così. Lascialo andare il piccolo, lascialo andare. Sì, perché cominciano a cederti le gambe, hai fatto tanto dislivello positivo e adesso che devi scendere e guidare in piedi hai le gambe distrutte. Sì.
fare un video dentro. Che monte è quello lì? Non so che monte è. Quello lì è il Monte Quar, quello lì, bello. Borgo Fruins. Borgo Fruins Sì, questo. vieni a vedere che belli affreschi. Che bel borgo. Come al solito mi sono dimenticato di chiudere il casco e adesso sbatte. Ok. No, Gerini. Ah, c'è il topo morto. Vai, vai. Sta meglio sto qua. Wow, bello questo. Wow. Occhio al tronco! Devo usare di più il freno dietro. Perdo l'anteriore. Yeah. Ma sono i miei freni. Sì. Zero. Ma dai, Nico. Paolo. Questo era carino. Cavalla, si va a Pradis e si fa il sentiero. Ma dice che c'è il sentiero qua. Non l'hai fatto tu? Allora, questo è il sentiero della battaglia di Pradis.
bello, carino, cortino, carino. Dopo la disfatta di Caporetto sono venuti a morire qua, come dice il nostro amico. Avanti. Abbiamo finito il giro, ci vediamo alla prossima avventura.